Suor Maria Giuditta Barison è missionaria in Venezuela da 18 anni. La rosminiana ha vissuto in prima persona il declino del paese, dagli anni della presidenza di Chavez fino al passaggio di consegna a Maduro e alla crisi di queste settimane. In questi giorni a Chiavari, nella casa della famiglia religiosa, per assistere una consorella malata, Suor Maria Giuditta testimonia la sofferenza dei venezuelani. Non si trovano le cose necessarie, non ci sono i soldi sufficienti per poter pagare e comprare, specialmente quello che riguarda anche le medicine. I bambini muoiono di polmonite, muoiono perché non hanno alimento, già nascono sottolimentati perché la madre non può alimentarsi come deve. Negli ospedali ci sono infezioni, per cui è anche pericoloso entrare negli ospedali. E anche sotto l'aspetto psichico, perché questa tensione di pensare che cosa darà alla famiglia, che cosa posso incontrare, lo trovo, non lo trovo, la insicurezza anche della società, perché la malavita si è sviluppata in una maniera impressionante. È difficile capire come uscirne, dice ancora la religiosa. Con Guaidó si è accesa una piccola speranza, ma chi sta al governo difficilmente lascerà il potere, spiega, potendo contare su vari appoggi anche esterni. Ci sono le forze armate rivoluzionarie della FARC e ELN della Colombia, i russi, la Hezbollah, i cinesi, i cubani che sono in tutti i settori del governo, per cui solamente Dio sa qual è davvero la soluzione. Il governo italiano non riconosce né Guaidó né Maduro e spinge per elezioni libere e trasparenti. La Chiesa sta lavorando per arrivare ad una mediazione, in campo anche i vescovi del Venezuela. Sempre hanno appoggiato il popolo, sempre lo hanno animato e sempre hanno detto al governo quello che dovrebbe fare. Però non è stato ascoltato. Ultimamente, per esempio, tanto per dire come la Chiesa partecipa anche alle manifestazioni, ha dato il permesso ai vescovi che anche i sacerdoti religiosi possono partecipare, se non politicamente, però sì come presenza alle manifestazioni.